Siamo nel post partita di ACF Arezzo e Chievo Women dallo Stadio Comunale di Città di Arezzo con Katie Cesara, autrice del gol che ha sbloccato l'incontro. Ti chiedo di raccontarci com'è nata quella sassata dal limite dell'area che ha portato in vantaggio la tua squadra. Niente, sono contenta di poter aiutare la squadra, però più che altro sono felice per la vittoria perché comunque era difficile venire qua e giocare, però secondo me abbiamo fatto una partita molto bella e sono contenta di questo. Ecco, una gara che avete, un risultato anzi che avete difeso fino al 96esimo con determinazione. Qual è stata la chiave che vi ha fatto conquistare 3 punti oggi ad Arezzo? Beh, secondo me comunque fare il nostro gioco, sì, alla fine magari abbiamo sofferto un po', però ci sta perché ci sono dei momenti nella partita, loro dovevano recuperare il risultato e secondo me noi siamo state brave a comunque stare lì con la testa e difendere il risultato. 3 punti che vi portano a 27. Sì. In classifica ti chiedo se l'andamento è quello che ti aspettavi all'inizio della stagione. Ma secondo me potevamo fare qualche punto in più e secondo me abbiamo ancora tanto da fare e migliorare e per me possiamo fare anche meglio. Cioè, questo. Sì, Grazie. grazie. Ci è raggiunto il mister Fabio Ulderici, allenatore del Chievo Women. Mister, quest'oggi è una vittoria maturata con grande determinazione da parte della squadra. Sì, è una vittoria molto molto importante su un campo difficile, giocavamo contro una squadra che comunque è allenata molto bene, che sta facendo comunque il suo campionato, sapevamo che sarebbe stata molto complicata e per come è venuta siamo molto felici. Diciamo che il primo tempo secondo me è stato un primo tempo in comando dove però sono state troppo lente nel palleggio, quindi loro riuscivano a scivolare bene e noi facevamo fatica a trovare gli spazi. Nel secondo tempo siamo riusciti a trovare il gol subito, però abbiamo migliorato quell'aspetto, siamo andati molte volte anche in palleggio nelle situazioni dove magari potevamo andare anche un po' in difficoltà, invece siamo state lucide nel tenerla, capendo che era importante provare a tenerla e poi negli ultimi 10 minuti è diventata una partita chiaramente più sporca e lì in quei momenti lì devi riuscire anche a capire l'importanza del momento e a difendere e a portare a casa i 3 punti. Le ragazze sono state brave, siamo molto contenti. Ecco, le chiedo le condizioni di Soju e di Crespi. Soju che è uscita al momento del gol del pareggio di Arezzo e Crespi che nel finale abbiamo visto comunque zoppicante fino alla panchina. Adesso valuteremo con lo staff medico già adesso e domani. Speriamo che non sia nulla di serio perché sono due giocatrici molto importanti per noi e speriamo, ecco. Ecco, parliamo anche in telecronaca di un Chievo molto giovane, una media età di 22 anni. E dove può arrivare questa squadra in questo campionato di Serie B? Noi siamo una squadra molto giovane che è stata praticamente costruita ad agosto e secondo me stiamo facendo un ottimo percorso anche perché cerchiamo di imporre quello che è il nostro gioco, abbiamo secondo me un'identità ben definita e lo facciamo poi su tutti i campi e questo dimostra il fatto che la squadra è una squadra che è maturata. Dove vogliamo arrivare? Noi vogliamo cercare di fare il meglio possibile perché abbiamo le potenzialità per farlo e soprattutto le potenzialità per giocarcela con tutte. È chiaro che per fare questo devi pensare partita per partita, ma soprattutto allenamento per allenamento, ciò che facciamo in settimana è determinante. Io dico sempre che non è possibile schiacciare on alle ore 14:15 per una partita, conta il lavoro in settimana, ma le ragazze sono eccezionali, sono a disposizione, si mettono a disposizione ogni singolo giorno, quindi siamo molto fortunati e dobbiamo andare avanti così perché non abbiamo fatto ancora nulla. Grazie, mister. Prego.